C'è una trappola in cui cadono molte aziende quando si parla di Microsoft 365. Si investe tempo, energia e risorse per configurare tutto perfettamente, si definiscono le policy, si attivano gli strumenti che consideriamo giusti, si costruisce un modello di governance solido e poi le persone continuano a lavorare esattamente come prima. Continuano a mandare allegati via email invece di condividere link, continuano a creare team senza una naming convention condivisa a livello aziendale e continuano a salvare file sul desktop invece che su SharePoint. Perché? Questo non chiaramente per cattiva volontà, ma perché nessuno ha magari spiegato loro il perché si potrebbe comportarsi in modo diverso. Nessuno ha mostrato loro il come farlo e nessuno magari ha reso la governance qualcosa di comprensibile, utile e vicino al loro quotidiano. Oggi parleremo proprio di questo, come si fa in modo che la governance non resti solo sulla carta, ma diventi parte del modo in cui le persone lavorano davvero quotidianamente. Come sempre qui con me c'è Giorgio. Ciao Giorgio, benvenuto. E partiamo subito con una domanda diretta, Giorgio. Perché la governance fallisce se le persone dell'azienda non la adottano? Beh, questo è semplice perché la governance non è uno strumento, non è fatta da strumenti, ma è fatta di comportamenti. Puoi avere le policy più sofisticate del mondo, i controlli più precisi, gli strumenti più avanzati, ma poi se le persone non capiscono perché esistono quelle regole, le vivono poi come un ostacolo. Quando poi qualcosa ostacola il lavoro delle persone, ecco che loro cercano di trovare il modo per aggirarle. Per aggirarle, chiaramente. Capita che creano un gruppo WhatsApp invece di usare Teams, mandano file via mail invece di condividerli su SharePoint. Per abitudine, per velocità. Usano strumenti terze parti, magari il proprio Dropbox personale invece di OneDrive. Per share i documenti. Non si tratta chiaramente di persone all'interno dell'azienda che vogliono sabotare l'azienda, però è un adattamento naturale. Le persone scelgono sempre il percorso dove c'è minore resistenza. Certo, il principio del minimo sforzo. Esatto, quindi la vera domanda non è come imponiamo le regole, ma è come rendiamo le regole più semplici da seguire in modo tale che non ci sia la necessità poi di aggirarle. Ecco, come le rendiamo più semplici? Come rispondiamo a questa domanda? Io sono un'azienda che voglio iniziare a portare un mindset diverso. Con 3 ingredienti che devono in una qualche maniera sempre coesistere. Il primo è il perché. Le persone devono capire la ragione dietro ogni regola. Certo, Non puoi condividere il file con link pubblici e basta, ma se condividi con un link pubblico con chiunque nel mondo può accedere a questo documento, anche magari chi non dovrebbe. Quando il motivo è chiaro, allora la regola diventa comprensibile, quindi dobbiamo riuscire a spiegare il perché, ma dobbiamo spiegare anche il come, chiaramente. Quindi non basta dire che cosa devono fare alle persone, ma bisogna mostrarglielo con esempi concreti, casi d'uso reali, brevi e piccole guide, molto semplice, non manuali di 40-50 pagine. Che poi non legge nessuno. Esatto, pillole breve, contestuali nel momento in cui servono. E il terzo poi è la vicinanza. La formazione funziona quando arriva vicino al lavoro reale delle persone, non un corso generico su Teams, non come gestiamo i documenti nel nostro team su SharePoint, ma qualcosa di veramente più concreto. Noi nell'azienda riusciamo a fare questo, ci serve esattamente mettere i documenti in questi spazi, proprio perché così poi ne beneficiamo tutti. Quando questi 3 ingredienti poi ci sono, allora la governance smette di essere percepita come burocrazia, ma inizia a essere percepita proprio come un aiuto. Come un aiuto concreto per le persone. Ma hai citato, mi sembra, i principi di una formazione tailor-made, insomma, proprio specifica per ogni realtà. Formare centinaia, se non spesso per le corporate aziendali, anche migliaia di persone, di dipendenti, ecco, non è così una cosa semplice. Come si fa anche a scalare su questo tema? Qua entra in gioco uno dei modelli più efficaci, che è la community dei champions.
Oggi abbiamo capito che l'IT non può più supportare da solo tutti gli utenti di un'organizzazione, non è una questione di capacità, ma è proprio una questione di prossimità. L'IT conosce le tecnologie, ma non sempre, anzi quasi mai, conosce come lavora ogni singolo reparto, ogni singola business unit dell'azienda, quali sono le difficoltà quotidiane che i loro utenti incontrano, quali processi specifici hanno bisogno di supporto. I champions invece sono persone di business, non necessariamente dei tecnici, ma che diventano dei punti di riferimento locali per l'adozione degli strumenti Microsoft 365, ma non solo. Conoscono i colleghi, conoscono i processi del loro reparto. Chiaro. E sono anche dei technology enthusiast, quindi sono entusiasti di utilizzare le tecnologie. Il loro ruolo chiaramente non è quello di sostituire l'IT, quindi non devono prendersi in carico i problemi dei colleghi, ma devono riuscire a moltiplicarne l'impatto, quindi diffondendo quelle che sono le buone pratiche, raccolgono anche i feedback dal campo e poi li riportano all'IT stesso, aiutano i colleghi nel momento di difficoltà, portano poi anche all'IT quelle esigenze che gli utenti hanno bisogno. È un modello che funziona perché sfrutta qualcosa che la tecnologia non riesce a replicare, che è proprio la fiducia tra i colleghi, proprio la relazione tra i colleghi. E qualche esempio pratico su questo? Sì, ti racconto una situazione molto comune. Un'azienda dove, in particolare poi dove siamo stati, aveva Microsoft Teams attivo da più di 2 anni. Abbiamo fatto uno dei nostri assessment, abbiamo misurato un po' l'adoption e vedevamo che i numeri lo supportavano, cioè tutti lo usavano, i numeri di adozione sembravano buoni. Poi abbiamo guardato un pochino da più vicino e il quadro era un po' diverso. Il Teams effettivamente veniva usato, ma quasi esclusivamente per la chat, cioè i canali erano vuoti, i file continuavano a girare via mail o ad essere nei repository locali, nel proprio computer o nei file server. Le riunioni venivano organizzate senza usare funzionalità integrate. In pratica loro usavano Teams esattamente come se fosse una chat di WhatsApp. Come stavo per dire, esatto, come un gruppo WhatsApp di amici. Quindi la piattaforma effettivamente era attiva, ma non stava cambiando il modo di lavorare, quindi non stava portando quella modernità, soprattutto nel mondo collaboration. Pertanto abbiamo iniziato a lavorare su più fronti, 3 in particolare. Abbiamo quindi prima formato un gruppo di champions, quindi una quindicina di persone, distribuite tra i reparti chiavi delle aziende, selezionate non per competenza tecnica ma proprio per entusiasmo e anche credibilità tra i colleghi, quindi cercare di fare in modo che queste persone siano seguite poi anche dal resto dei colleghi. Con loro abbiamo costruito una serie di pillole di formazioni brevi, non stiamo parlando di corsi, non di formazione frontale in aula classica che conosciamo tutti, che è importante, ma non è questo il caso. Abbiamo portato degli esempi pratici su come si usano i canali, come organizzare i documenti all'interno di Teams, come gestire le riunioni in modo efficace, e lo abbiamo fatto però basato proprio sul modello di business del cliente, perché proprio i champions ci hanno portato il loro esempio e le loro necessità. Infine la terza parte è stata quella di lavorare su alcuni processi specifici, quelli dove il cambiamento avrebbe comunque portato dei benefici diciamo immediati e anche misurabili, e li abbiamo usati proprio come case dimostrativi per tutta l'azienda. Nel giro di qualche mese l'adozione degli strumenti, soprattutto in modo consapevole, è cresciuta e anche significativamente, non perché abbiamo imposto delle nuove regole, ma perché abbiamo reso evidente il vantaggio di lavorare in modo diverso. È chiaro. Questo è uno dei pillar del change management, sicuramente, avere la collaborazione, l'engagement appunto delle persone. E io sto adottando quindi tutti questi nuovi sistemi, ma un po' ce l'hai accennato. Come misuro effettivamente se l'adozione sta funzionando davvero? Ci hai detto che ci hai fatto capire che i numeri possono essere sufficienti, ma forse non bastano. Proviamo a chiarire questo aspetto. Esatto, no, è proprio una distinzione importante, i numeri non bastano. Possiamo avere un alto utilizzo di Teams, come ho raccontato nel caso reale di prima, avere comunque delle persone che poi continuano a mandare le email per qualsiasi cosa e salvare i file in locale e non collaborare attivamente magari a 4, 6, 8 mani su documenti in modo strutturato.
I numeri ci dicono che la piattaforma in una qualche maniera è utilizzata, ma il lavoro in realtà non è cambiato. I segnali di adozione reale sono altri, sono la diminuzione delle mail interne, per esempio, documenti che vengono coeditati invece di girare come allegati, onboarding di nuovi colleghi più rapido perché le informazioni sono organizzate e quindi reperibili, processi che funzionano anche quando una persona poi è assente, perché il lavoro non sta magari nella mailbox di quella persona, ma in uno spazio di lavoro condiviso. Quindi per misurarlo servono due cose: dati sì, sicuramente quantitativi, c'è per esempio uno strumento nel mondo Microsoft 365 che è l'Adoption Score, che ci dà degli indicatori di uso effettivo sulle varie funzionalità, ma poi ci serve anche un feedback qualitativo, cioè dobbiamo parlare con le persone e dobbiamo capire quali sono le frizioni, quali sono le resistenze, esatto, e raccogliere proprio le loro esigenze dal campo. Mettendo tutto insieme abbiamo un quadro più preciso di quello che sta succedendo davvero nella nostra azienda. Allora Giorgio, ricapitolando, oggi abbiamo capito che la governance più sofisticata vale poco, vale zero, se le persone non la vivono poi nel lavoro quotidiano. Abbiamo visto che formare non significa fare un corso tradizionale, abbiamo detto quanto è importante in determinati contesti, ma qui forse si va un po' più in profondità, significa avvicinarci veramente al modo in cui le persone lavorano, ma concretamente. Bisogna spiegare il perché delle regole che vengono proposte, bisogna creare una rete di riferimenti locali che poi vada a essere un promotore, un moltiplicatore dell'impatto che si può avere. Abbiamo imparato a distinguere anche l'utilizzo dell'adozione, perché non basta che le persone usino gli strumenti, bisogna che quegli strumenti poi cambino davvero il modo in cui lavorano, altrimenti rientriamo negli esempi che ci hai citato. Allora la governance in fondo non è qualcosa che si impone, tutte le volte che c'è un cambiamento è sempre qualcosa che si costruisce insieme. La centralità dell'essere umano e dei rapporti interpersonali che abbiamo sappiamo che è sempre cruciale anche per qualsiasi tecnologia, e Microsoft 365 non fa eccezione. Allora Giorgio, come sempre grazie per i preziosi suggerimenti, ci vediamo al prossimo episodio, credo sia l'ultimo che abbiamo, dove tireremo le fila di tutto questo percorso e parleremo anche di come rendere la governance davvero poi sostenibile nel tempo. Grazie Lorenzo, ciao, alla prossima.